Nel 2023 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno scoperto 17 milioni di euro in transito non dichiarato all'aeroporto e al porto di Venezia, un fenomeno in aumento rispetto agli anni scorsi. Ufficio delle Dogane e Fiamme Gialle di Venezia hanno sequestrato 25 mini lingotti d'oro e quasi 4.000 euro in contanti a un tedesco che si stava imbarcando per la Grecia. Uno sciopero di 24 ore degli addetti alla sicurezza ha portato alla semiparalisi dell'aeroporto Marco Polo di Venezia e i lavoratori denunciano condizioni penalizzanti sia per turni che per salario. Tragedia ieri pomeriggio sulla neve, un 53enne originario di Caorle è stato travolto e ucciso sulle montagne piemontesi insieme a una ragazza che era con lui. Il dramma di Cinto Caomaggiore, le indagini dei carabinieri seguono anche la pista della droga, si attende l'esito delle analisi sul padre della piccola di 5 anni. Inchiesta sulla morte del 21enne trapper di Campo Nogara, trovato senza vita in camera venerdì mattina. In attesa dell'autopsia alcuni amici accusano qualcuno era con lui e non lo ha fermato. Oltre 1.000 persone si sono ritrovate a Malamocco, borgo antico del Lido di Venezia, per chiudere col tradizionale Panebin. Nell'isola si è corsa anche la Corsa delle Befane. Eccoci, buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Allora, la cronaca, dicevamo, nell'anno che è appena trascorso la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane di Venezia hanno scoperto 17 milioni di euro in transito non dichiarato all'aeroporto e al porto del capoluogo lagunare, un fenomeno in aumento rispetto agli anni passati. Supera i 17 milioni di euro il denaro scoperto a transitare illegalmente per gli aeroporti veneziani Marco Polo a Tessera, Inicelli al Lido e per le banchine portuali di Marghera e Fusina. Nel 2023 la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 1.500 controlli, multando passeggeri per più di 340.000 euro. Il fenomeno sta aumentando nonostante i controlli e nonostante ormai sia, penso, abbastanza saputo il fatto che esistono anche dei cani antivaluta. Nel 2023 abbiamo verbalizzato come dogana 742 casi, quindi una media di 2 sequestri o oblazioni. Tra i sequestri più significativi 200.000 euro in assegni ad un etiope proveniente da Dubai e 150.000 euro in contanti ad un italiano diretto a Hong Kong per acquistare diamanti. Venezia è una piazza molto importante perché è una piazza in cui c'è turismo e c'è anche turismo molte volte di lusso, e quindi tante volte ci sono imprenditori interessati anche a investire in attività economiche nel veneziano. Ad esempio, in un caso c'era un'importante provvista economica contrabbandata, possiamo dire a questo punto, in Italia, per l'acquisto di un hotel dalle parti di Montegrotto. La coppia era una coppia russa. Probabilmente meno noti dei cani antidroga, esistono anche cani opportunamente addestrati a fiutare il denaro. Oltre al loro supporto nell'individuare chi nasconde qualcosa, nei controlli vale anche e soprattutto l'occhio di chi è allenato a riconoscere determinati comportamenti. Il fare circospetto, il vedere se si guardano attorno prima di ritirare il bagaglio, se aspettano un momento particolare per uscire dalle porte una volta ritirata la propria valigia, anche una certa agitazione, sono tutti dei parametri che ci portano a nutrire qualche sospetto e qualche dubbio sul passeggero. E insospettiti proprio dal nervosismo manifestato da un passeggero, l'ufficio delle dogane e la Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato 25 mini lingotti d'oro per oltre 48.000 euro di valore e quasi 4.000 euro in contanti a un tedesco che si stava imbarcando sulla motonave Ariadne per la Grecia. 9 persone sono state invece multate dalla stazione navale della Guardia di Finanza di Venezia alla bocca di Porto del Lido per comportamenti considerati pericolosi per la navigazione, segnalati dai comandanti delle navi in transito in quel tratto di canale. Ora andiamo allo sciopero di 24 ore degli addetti alla sicurezza che ha portato alla semiparalisi dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. I lavoratori denunciano condizioni penalizzanti sia per i turni che per il salario. Il settore è pesantemente sotto organico. Il lavoro è un diritto ed è un diritto avere una paga che sia
Denunciano di essere pochi e sottopagati, eppure dal loro lavoro dipende l'attività di un aeroporto in cui transitano milioni di passeggeri. E infatti lo sciopero di 24 ore degli addetti alla sicurezza del Marco Polo, che contestano condizioni lavorative penalizzanti, ha quasi bloccato il terzo scalo italiano. Già la prima mattina lo sciopero aveva provocato oltre un'ora di coda ai varchi di sicurezza, con una media di 20-25 passeggeri rimasti a terra a volo. Abbiamo uno stipendio che è da fame, abbiamo una contrattazione di secondo livello ferma, Sicuritalia vuole fondersi con la nostra società che è Trivento Sicurezza, senza tutele e senza garanzie. I manifestanti rivendicano una professionalità altamente qualificata che permette ai viaggiatori di prendere un volo in sicurezza e che deve essere retribuita giustamente. Al contrario, la situazione è tale che sempre più lavoratori scelgono di andarsene. Al momento manca circa il 30% del personale. I carichi lavorativi sono aumentati tantissimo perché siamo circa più di 100 persone in meno rispetto alla prima della pandemia. Star sempre sotto i controlli dei passeggeri, ricevere anche a volte insulti non è piacevole per nessuno. Mancanza di pranzi, di cene, non ci danno le pause, passeggeri ce ne sono, voli ce ne sono, lavoro ce n'è. Perché sfruttare così e non approfittarne dei dipendenti che comunque lavorano? Perché trattarci male? Lo sciopero è stato indetto da FLAI, il sindacato dei lavoratori aeroportuali, e più di uno qui denuncia l'assenza e il silenzio di altre sigle sindacali. Il timore poi è che nel prossimo futuro le condizioni dei lavoratori possano peggiorare ulteriormente. Noi quello che chiediamo è salari dignitosi e un negoziato, che ridia slancio agli aeroporti, tenendo conto dei volumi di traffico che ad esempio abbiamo qui sul Marco Polo. Non ce lo dimentichiamo. Ed è stata una giornata di passione per molti viaggiatori in transito per l'aeroporto Marco Polo di Tessera. Come testimoniano queste immagini arrivate in redazione, le code per l'ingresso agli imbarchi dei voli si prolungavano per decine di metri, con attese che potevano superare addirittura l'ora, un tempo che ha fatto perdere l'aereo a parecchi viaggiatori. Molti i voli partiti con parecchi posti vuoti. E veniamo adesso alla tragedia che si è consumata ieri pomeriggio invece sulla neve. Vittima un 53enne originario di Caorle, travolto e ucciso sulle montagne piemontesi insieme alla ragazza che si trovava con lui. È originaria di Caorle la famiglia di Roberto Biancon, l'escursionista 53enne di professione osteopata, travolto e ucciso da una valanga insieme a un'altra appassionata della montagna ieri pomeriggio in Val Formazza nell'Alto Piemonte, poco distante dalla Svizzera. Biancon era residente a Legnano, vicino a Milano, mentre l'altra vittima, Vanessa Gatti, di 30 anni, a Saronno. Il papà di Roberto, originario di Caorle, si era trasferito a Milano, ma il 53enne tornava per trascorrervi le vacanze. In paese sono rimasti diversi parenti, tra cui i suoi cugini, che non appena appresa la notizia hanno scritto un messaggio sui social. Appassionato di montagna, diplomato ISEF, il 53enne era anche atleta di triathlon e ciclismo, tra le altre passioni quella per le immersioni. Una notizia da poco giunta in redazione perché sale a 6 il numero dei medici indagati per la morte del piccolo Mattia Coada. Dopo il medico del pronto soccorso e i 2 pediatri in servizio all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, poco fa è arrivata la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di altri 3 medici anestesisti del reparto di rianimazione sempre dell'ospedale veneziano. Domani pomeriggio alle 17:30 è stata convocata l'udienza per la nomina degli avvocati di fiducia degli ultimi 3 indagati e dei rispettivi consulenti di parte in vista dell'autopsia che è già fissata per mercoledì mattina all'ospedale All'Angelo di Mestre. Da questo dramma, Lido di Venezia, a quello di Cinto, Caomaggiore, i carabinieri seguono la pista della droga. Si attende l'esito delle analisi sul padre della piccola di 5 anni che è stata gettata dal primo piano di casa. Le urla della bambina sul balcone che hanno fatto scattare l'allarme dei vicini, poi il folle gesto. Indagano i carabinieri sul tentato omicidio della piccola di 5 anni, gettata dal balcone del primo piano dal padre, seguendo anche la pista della droga. I militari dell'Arma sarebbero infatti alla ricerca di stupefacenti, ritenendo che il 43enne non fosse alterato in modo naturale e che quindi siano probabilmente all'origine non solo del gesto sconsiderato, ma anche delle urla deliranti sentite sia la notte prima del tragico fatto, sia la sera stessa.
All'ospedale di Portogruaro, dove è attualmente ricoverato l'uomo, gli inquirenti hanno chiesto infatti l'esito degli esami tossicologici. Piantonato all'ospedale e attualmente in terapia intensiva per le lesioni riportate dopo la caduta, secondo quanto si apprende dall'ordinanza di custodia cautelare della GIP Monica Biasutti, quella sera l'uomo e la bambina avrebbero cenato con la nonna paterna. Una cena tranquilla, finita intorno alle 22, circa un'ora prima che il 43enne andasse in escandescenza e scaraventasse la piccola di 5 anni giù dal terrazzino. Non appena le condizioni di salute fisiche e psicologiche lo permetteranno, l'uomo sarà trasferito nel carcere di Pordenone e potrà sostenere quindi anche l'interrogatorio di convalida. L'accusa è di tentato omicidio. Ci fermiamo adesso per qualche istante, a tra pochissimo. Torniamo in studio, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque c'è un'inchiesta sulla morte del 21enne trapper di Campo Nogara trovato senza vita in camera venerdì mattina. Alcuni amici accusano qualcuno era con lui e non lo ha fermato. Ogni giorno non mi sento abbastanza e questa depressione non mi lascia. Si chiama Giovane ragazzo morto ed era un videoclip che Christian Trolesi aveva caricato un anno fa su YouTube. Una delle sue canzoni, lui che la passione per rap e trap la viveva visceralmente. In quella canzone si parla di depressione, si parla di disagio, si vedono farmaci, temi non inusuali nei pezzi dei cantautori di questo genere musicale. Un triste presagio. Un anno dopo la sua morte, a soli 21 anni, trovato senza vita in camera da letto dalla nonna con la quale viveva, non ha solo sconvolto Campo Nogara ma ha fatto aprire un'inchiesta affidata ai carabinieri. L'autopsia sarà eseguita nelle prossime ore, ma nel frattempo 2 amici del ragazzo lanciano un'accusa pesante. Con lui nella stanza c'era qualcuno che non ha fatto nulla per fermarlo, anzi forse lo ha aiutato a morire. Si farebbe intendere dunque che qualcuno possa avergli venduto un mix letale di farmaci e alcol, frasi che però andranno vagliate con cura dagli inquirenti in attesa dell'autopsia. Una fine sconvolgente, solo qualche ora prima un post sui social nel quale il 21enne con quella "stasera morirò" sembrava annunciare il peggio. Il ragazzo è stato trovato senza vita venerdì mattina dalla nonna che non l'aveva visto scendere per la colazione. Una vita difficile, abbandonato dalla madre, orfano di padre, era cresciuto con i nonni. Nel trap aveva trovato uno sfogo, il modo per esprimere con la musica il suo mondo, un mondo finito improvvisamente la notte tra giovedì e venerdì. Giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto, giovane ragazzo morto. Lasciamo la cronaca, andiamo alla sindacale. Ha approdato in Veneto il camper dei diritti della CGIL che percorrerà oltre 30.000 chilometri per confrontarsi su tematiche importanti, a cominciare dalla scuola. Arriva oggi in Veneto, toccherà tutte le piazze delle province e dentro alle quali noi abbiamo organizzato degli eventi proprio per incontrare non solo i soggetti più rappresentativi del mondo istituzionale e politico, ma il personale della scuola. Il camper dei diritti della CGIL percorrerà oltre 30.000 chilometri, soffermandosi in varie province della nostra regione per confrontarsi su tematiche importanti, scuola in primis. Insistiamo e ribadiamo che l'istruzione, la conoscenza non si può spezzare, non possiamo creare tanti piccoli sistemi. Sarebbe gravissimo. Anche il consigliere regionale Dem Montanariello è intervenuto sulla questione. Dagli accorpamenti degli istituti, scrive, alla modifica dei percorsi professionali, quello messo in atto dall'assessore Donazzan è un vero colpo di mano inferto al mondo della scuola, in maniera affrettata, continua e senza confronto, col risultato di provocare solo caos. Montanariello poi punta l'indice anche sulla riforma del percorso per le scuole professionali. La Regione Veneto si è fatto a carico di sostenere questa sperimentazione e ancora noi non abbiamo e non registriamo perché il termine ultimo è il 12 gennaio e in questo senso il collegio dei docenti dovrà esprimersi se attivare quella che loro definiscono sperimentazione. Riteniamo che sia togliere un'occasione in più di sviluppo e di crescita di quello che dovrebbe essere la persona e quindi uno dei nostri ragazzi.
Andiamo adesso agli eventi conclusivi di queste festività. Nonostante il meteo non favorevole, si è disputata con successo la 46esima corsa della Befana. In 73 si sono presentati al via. Un plauso caloroso lo meritano davvero sia gli organizzatori della Venezia Triathlon e Running Club Venezia che i 73 partecipanti tra adulti e bambini che la mattina dell'Epifania non hanno voluto rinunciare alla tradizionale corsa della Befana a Malamocco, che ha così festeggiato sotto una pioggia incessante la sua 46esima edizione la mattina del giorno dell'Epifania. Uno degli eventi più attesi non è stato annullato in città, dopo che l'Acqua Alta aveva già cancellato la tradizionale regata delle Befane sul Canal Grande. Tra i percorsi di 11 km circa per gli adulti, 800 e 1200 metri per bambini e ragazzi, grazie al supporto dei volontari del Nucleo di Protezione Civile del Lido, Polizia Locale dell'Isola e Croce Verde. E noi di Venezia Triathlon siamo orgogliosi di poterne continuare la tradizione. Nel classico percorso che arriva fino alla spiaggia di Alberoni, attraversa quest'anno la Pineta, poi arriveremo tornando per la Riviera, torneremo qui a Malamocco. La gara maschile è stata vinta dal vicentino Marco Filippi, portacolori della KM Verona, con il tempo finale di 37 minuti e 25 secondi, davanti al secondo posto ex equo di Andrea Del Tales e Stefano Zennaro. Nel femminile invece è successo pari merito tra Antonella Rosal e Sabrina Cattapan, che in 49 minuti hanno preceduto Anna Vianello. La parola al primo classificato assoluto. Gara interessante, percorso bellissimo tra la spiaggia e la pineta di Malamocco. Non fa troppo freddo, è andata bene. Sono contento, abbiamo portato a casa un bel allenamento veloce, grazie agli organizzatori. E grande festa c'è stata per il Panevin 2024 promosso dall'Associazione Radiantistica Malamocco. Oltre 1000 persone si sono ritrovate a Malamocco, borgo antico del Lido di Venezia, per chiudere con il tradizionale Panevin in bellezza e allegria e con un grande senso di comunità le festività natalizie. L'Associazione Radiantistica Malamocco, presieduta da Matteo Pistorello, ha lavorato per oltre 2 mesi per preparare al meglio l'appuntamento, arrivato ormai alla 12ª edizione. È stato poi il comandante Ferruccio Falconi, 96 anni, a leggere con saggezza l'andamento delle faville, che si sono dirette per la maggior parte verso ponente, indicando quindi la previsione di un anno incerto in cui usare grande prudenza, come è da caratteristica del resto dell'anno bisestile. Una festa per i bambini, sono state offerte a tutti la tradizionale pinza, vin brûlé caldo, bagigi e biscotti. L'anno inizia nella tradizione col Panevin a Malamocco, organizzato dalla Radiantistica del Lido, una bellissima manifestazione. La manifestazione ha avuto lo scopo principale di coinvolgere i più piccoli in questa antica tradizione, presenti i vigili del fuoco, la polizia locale del Lido e i volontari per permettere uno svolgimento ordinato del falò in piena sicurezza. Tra le autorità l'assessore Zuin, il presidente della municipalità del Lido Pellestrina Guberti, con alcuni consiglieri, e il delegato Scarpa Marta. Prossimo appuntamento a Malamocco il Sedrusa Vecchia di metà quaresima. Un ringraziamento all'associazione che ha promosso questa iniziativa, che ormai è una tradizione, e come tradizioni è bene e bello tenerle vive, perché tramandano quella cultura popolare che non è certo una cultura di serie C, ma è una cultura veramente viva, e quindi benvengano queste iniziative. È tutto, grazie per aver seguito questa edizione, tra poco le previsioni del tempo e a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. L'Italia risentirà dell'afflusso di correnti fredde di origine artica. Ci aspetta un tempo stabile e un temporaneo aumento del freddo, con il clima che dopo una lunga fase di caldo anomalo tornerà ad avere un sapore più invernale. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 9 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento, nessuna precipitazione, solo qualche nube in transito nella seconda metà della giornata. Temperature, come detto, in calo anche sensibile, minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 3 e 6 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in buona parte soleggiato ma con nubi in aumento a partire dalla serata. Temperature minime tra 1 e meno 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.